Ciao imbruttiti, oggi sono a Fiesso d'Arte in provincia di Venezia e oggi vi racconto la storia della famiglia Baldan che ha piantato uno dei primi campi di lavanda in Veneto, una cosa meravigliosa da vedere e l'ha messa a disposizione di tutti. Siamo qui all'azienda agricola Lavanda del Brenta con Alberto e Adriano, loro sono 7 in famiglia. 3 anni fa hanno deciso di piantare un campo di lavanda e di metterlo a disposizione di tutti gratuitamente, ma adesso ve lo faccio raccontare da loro. Noi siamo nati nel 2018, il primo impiantino di lavanda di là, le prime 10 file, che aveva voglia di venire a passeggiare, che aveva voglia di venire a stare un po' all'aria aperta. Abbiamo creato un posto dove la gente può tranquillamente farsi una passeggiata per vari eventi, dunque picnic, yoga, bagni di gong. La lavanda fiorisce da metà maggio più o meno verso il 20 di maggio e dura fino alla prima settimana di luglio. Poi noi raccogliamo, facciamo il taglio con un meccanico, con una macchina, e poi fanno la distillazione nel momento che la tagliano direttamente qui. Andiamo a tagliare praticamente lo stelo e le spighe, la mettiamo dentro in un distillatore, lo stesso identico distillatore con cui fanno la grappa, correnti di vapore, faccio passare l'aria e l'acqua calda, mi esce fuori vapore e olio essenziale e l'idrolato di lavanda che è l'acqua profumata. Noi facciamo una linea cosmetica, la raccolta sarebbe da fare nel momento in cui non ci sono più le api. Quando le api non trovano più da mangiare è il momento ideale per fare la raccolta. La lavanda ha bisogno di caldo, ha bisogno di poca acqua. Noi abbiamo ingresso libero e nel periodo di fioritura nostra, che di solito apriamo l'ultima domenica di maggio e chiudiamo la prima di luglio, il nostro motto è che siamo aperti ad alba al tramonto. Lì abbiamo 5 casette, portato l'apicoltore con cui collaboriamo noi, che è Apicoltura Aprimaia, qua di Dolo, che poi ricava il miele di lavanda. Poi qua vendiamo anche il miele di lavanda per l'apicoltore, che sarà pronto verso la fine di giugno. Il suo odore è lo stesso sapore che è un fiore di lavanda. Vicino al campo di lavanda troviamo un campo di girasoli. I girasoli saranno pronti verso la fine di giugno. Quest'anno nel campo di girasoli andremo a disegnare un sole, che faremo 4-6 raggi e un posto centrale libero dove la gente può camminare in mezzo ai girasoli. E noi siamo tutti in famiglia, siamo 3 fratelli, mia cognata e mio cognato, siamo in 7. E questo qua è il nostro olio di lavanda, è l'olio essenziale che è il prodotto principale e l'idrolato di lavanda che è la parte che residua. La goccetta per andare a letto, quindi a dormire bene, mettere nell'erogatore del profumo la sera per fare un bel dolce addormentamento, la sistemazione di alcuni dolori che sono quelli muscolari oppure anche articolari. La parte più importante è quella collegata alla pelle, perché dove ci sono piccole scoliazioni, qualche brufolo, qualche impurità, anche dei tagli che vengono fatti sulla pelle, le gocce di lavanda, le 2 gocce di lavanda sono fantastiche, spettacolari. Idrolato di lavanda e acqua distillata che si porta dietro un po' di sostanza della lavanda e serve principalmente a 2-3 cose. La prima è quella sicuramente un antizanzare. Dopo una giornata di sole, il rossore e i dolori sulla pelle sono fortissimi. Dopo la doccia, una bella spruzzatina come nuovo, perché è un seboregolatore ma anche un riparatore della pelle. I sacchettini che vengono fatti da noi. Profumare qua, questa giornata qua potremmo metterlo, che dopo profumo tutto. Premo, esce l'olio, secondo me profuma tutto. Qua sono i fiori di lavanda che vengono messi a macerare su un olio vegetale. Noi abbiamo scelto l'olio di girasole, oleolito, esattamente oleolito. E abbiamo anche il sapone alla lavanda, i frollini e i biscottoni. È lavanda e limone questo. E dal primo anno abbiamo avuto l'idea di fare un tino che si chiama Adotto una lavanda. Chi aderisce all'iniziativa gli viene data una freccia col nome, con un soprannome. Gli diamo a disposizione 2 metri di lavanda. A fine stagione, dunque a settembre, consegniamo un cofanetto con dei prodotti nostri. L'agricoltura è impegno. L'agricoltura è impegno e aggiungo un'altra parola, è anche sforzo. Però il tutto viene ripagato con un'altra parola. Guarda qua, serenità.